Siamo ritornati in diretta a causa di un problema tecnico con la super giovane Castelbuono che manovra palla. Allora in profondità a cercare la Vardera, il colpo di testa. C'è stata prima una grande parata di Mammano, il periodo non collegato. Attenzione, il pallone in profondità a cercare la corsa da parte di Vinicius, quella che viene recuperata da Mammano. Pennisi, Mazzola, Ronde, anzi Mane. Marrone, il petto a cercare la sponda di Billetta, non è in profondità, una trattenuta un po' vistosa ma riesce ad uscire bene Maggio. Maggio, pallone verso Mazzola, Marrone, pallone che finisce in fallo laterale. La rimessa è per la super giovane Castelbuono. Sono passati appena 14 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 per super giovane Castelbuono e Marineo. Attualmente le squadre si stanno conoscendo, già diciamo si conoscono dato il fatto che hanno giocato il campionato. Attenzione, pallone in profondità, la Vardera, anzi scusate, Cotugno trova il gol dell'1-0 e la gioia da parte della super giovane Castelbuono con la rete di Marco Cotugno. E 1-0 con una punizione battuta subito. I giocatori del Marineo che più di per prendersela con l'assistente, se la prendono con loro stessi per il malposizionamento, e Cotugno ne approfitta. Quindi 1-0 per la super giovane Castelbuono con la rete da parte di Marco Cotugno. Quindi 1-0 per la super giovane Castelbuono, la rete da parte di Marco Cotugno. Prova a tenerla in campo la squadra di Vittorietti, pallone che si perde sul fondo. In profondità Vinicius che punta Mazzola
prova a cercare il fondo, il cross in mezzo, c'è Trepiano che può approfittarne. Questo cross diventa anche buono per calcio di rigore, anzi no, c'è un retropassaggio e quindi ci sarà calcio di punizione per il calcio di punizione indiretto per il Marineo. Diciamo, adesso non so con quale parte del corpo Mazzola abbia toccato il pallone, perché è certo che in queste situazioni un po' di cinismo ci vuole, anche perché fosse stato un retropassaggio, un tocco sospetto, magari l'arbitro avrebbe fischiato il calcio di rigore. E adesso c'è l'opportunità per il Marineo di pareggiare la contesa dopo poco più di 4 minuti dall'inizio della gara. Andrà a battere Maggio. La punizione, naturalmente tutti i giocatori della Super Giovanni Castelbuono, eccetto Cotugno, a presidiare la porta. Difesa da Mammano. Allora, Daniello o Mammano o Maggio a battere la punizione. Fischia l'arbitro con Daniello che molto probabilmente toccherà il pallone quando rumoreggia la tribuna. Fischia l'arbitro, Mammano, volo d'angelo, poi conclusione provata da Tripiano con fallo in attacco, calcio di punizione con Mammano che può prendersi naturalmente gli elogi della sua tribuna. È ripartita l'azione. Mazzola, al lancio, cercare la corsa da parte di Salvadori, poi Mane, Lavardera, 1-2 con Mane, poi verticalizzazione, cercare Billetta, sì, Salvadori, per la verticalizzazione, la palla che però si perde in fallo laterale, la rimessa per la Super Giovanni Castelbuono, andrà a battere Mendià, scambio con Lavardera, nuovamente Mendià, palla poi allontanata di prima intenzione da Barbera, poi Salvadori, Tripiano chiude per Gambino, fallo da parte di Mendià, la posizione. Da battere Daniello,
Lancio lungo da parte di Daniello, il colpo di testa, la palla che forse è stata toccata con un braccio. Maggio cerca di liberarsi, poi va via. Una grande giocata su 2 giocatori della Super Giovane Castelbuono. La per Vinicius. Poi i trascinatori del Marineo in questa stagione sfortunata per giocatori palermitani. Comunque sono riusciti a giocarsi l'ultimo atto di questo campionato. Questa lunga da parte di Tarantino, pallone che viene subito spazzato. Maggio. Poi questa Stefano ci riesce. Salvatori un po' inesperto in questa situazione. Comunque poteva temporeggiare. E Maggio invece il giocatore esperto e al minimo contatto si conquista la punizione. Lo da battere Maggio. La conclusione! La palla che si perde sul fondo era nella traiettoria man mano. E opportunità per Francesco Maggio, capitano del Marineo, che in diverse occasioni ha risolto le faccende dei propri compagni con i suoi gol, anche con i suoi tiri da fermo. Questa laterale per il Marineo che va a battere Daniello. Lancio lungo da parte di Amodeo a cercare Vinicius. Poi Marino. Maggio. Cercare lungo la fascia di Peri. Però viene fermato. Salvatori. Billetta. Grande giocata. Pallone verso Cotugno. Liberata. Adesso c'è un'altra possibilità per Mendia, poi Gambino chiude tutto. Salvatori che si è fatto male, almeno diciamo nell'azione, si è ripreso subito. Tarantino si è ventagliata a cercare Tripiano, la sponda verso Vinicius. Mazzola libera, poi Gambino potrebbe anche calciare, Gambino cerca il fondo. E quindi la ripartenza della Super Giovane Castelbuono. Questa è la partita che la Super Giovane Castelbuono ha preparato. Brutto fallo qui da parte di Consiglio e calcio di punizione. È la Super Giovane Castelbuono che è avanti di una rete. Intanto lancio di Mané, cercare forse da parte di Billetta. Palla allontanata da Mazzola e rimessa a laterale. Oggi nella Super Giovane Castelbuono assente Ronde. Per Barbera. Maggio prova ad impostare adesso il Marineo. Tarantino non trova compagni, deve quindi cambiare il gioco. Amodeo. Maggio che è rimasto mai unico la parte
della difesa, il Marineo. Gambino, anticipo parte di Prestigiacomo, poi il pallone in profondità sempre a cercare la Vardera, la chiusura da parte di Maggio. Tarantino che non fa all'Aspra, e quest'anno invece al Mazzarrone nella prima parte di stagione. Pallone basso a cercare l'inserimento da parte di Vinicius, che si dispera, intanto la conclusione a fin di palo di Consiglio che sfiora il gol dell'1-1. Anzi, di Peri. Sono a fin di palo. Non sembra che la Super Giovane Castelbuono sia in controllo, nonostante diciamo qualche errore di altro di giovinezza, dato che la Super Giovane Castelbuono è la squadra più giovane del campionato di eccellenza. Anzi, a proposito di eccellenza, di volta in volta andremo a comunicarvi anche i risultati degli altri campi. C'è Casteldaccia Partini Caudace, c'è Mazzarrone contro Aci Sant'Antonio e Ionica contro Real Siracusa Belvedere. E inoltre naturalmente c'è la sfida scudetto in Serie D fra Siracusa e Reggina, con entrambe le squadre in trasferta. La Reggina va a San Cataldo, invece il Siracusa andrà a Barcellona Pozzo di Cotto a giocare l'ultima gara contro l'Igia Virtus. Giallo per la Vardera. Unito la Vardera. Si sente un po' la tensione della gara. Adesso, visto che sulla giovane del Castelbuono deve difendere il risultato. Poche volte in questa stagione è passata in vantaggio la squadra di Vittorietti. Naturalmente è stata sempre abituata a rincorrere gli avversari, invece oggi l'obbligo sarà quello di chiudersi e difendere un risultato che vale la categoria. Pennisi, conduzione palla da parte del difensore acitano, poi il pallone che passa per Salvadori, protegge Amodeo. Maggio, cercato Tripiano, il giovane Castelbuono che lascia molti spazi liberi in virtù del fatto che la maggior parte dei giocatori sono in difesa per difendere appunto il risultato. Gambino, pallone verso Barbera, però commette fallo, calcio di punizione. 0-0 il risultato tra Casteldaccia e Partini Caudace. Invece nello spareggio fra Ionica e Real Siracusa Belvedere è avanti il Real Siracusa Belvedere con la rete da parte di Mascara. Vinicius che qui sbaglia l'appoggio verso Barbera, quindi riparte la super giovane Castelbuono. Mané, Mendia, Mané, la verso Salvadori, la giocata da parte di Amodeo, poi Gambino, cross in mezzo, man mano protegge e abbraccia il pallone. Marrone, Mazzola, lancio di man mano,
colpo di testa da parte di Peri. C'è calcio di punizione per il Marineo. Da battere Di Peri, che qui si arrabbia. La ripartenza da parte della Super Giovane Castelbuono, il taglio per Lavardera viene accompagnato in fallo laterale, rimessa per la Super Giovane Castelbuono quando siamo al 33esimo nel corso del primo tempo. Super Giovane Castelbuono 1, Marineo 0, la rete da parte di Marco Cotugno. Mendia, il pallone che si impenna, esce molto bene Maggio che porta palla, cercare Vinicius, lettura eccellente da parte di Mazzola, però c'è la ripartenza di Di Peri che viene sbracciato da Marrone, ma secondo l'arbitro non c'è fallo e quindi si riparte. Salvadori, cercato Mendia, pallone verso Cotugno, 1 contro 1 di Cotugno. Cotugno si accentra, conclusione Marino. Aspetta da lì Marino. Il Marino che però ha lasciato uno spazio enorme a Cotugno, che però non è riuscito a dare forza, la giusta forza al pallone, che si è perso fra le braccia dell'estremo difensore ex Modica. C'è un fallo, il calcio di punizione, arriva il giallo per Di Peri. Calma Totò! Ma con niente, manco pigliare! Per Barbera questa sarebbe la seconda retrocessione consecutiva dopo quella lo scorso anno contro l'Aspra, e lo scorso anno non riuscì neanche a disputare play-out l'Aspra in virtù della sconfitta pesante l'ultima giornata contro la Nissa, in virtù anche della distanza di punteggio con l'Accademia Trapani che aveva 10 punti in più. Parte Billetta, il cross che si perde direttamente in fallo laterale. Viene recuperato adesso dal Marineo, Manè che poi chiude le linee di gioco. Ancora Manè, dopo un grande lavoro da parte di Mendia. Mazzola, in profondità, la chiusura da parte di Marino. Maggio, Gambino, pallone in verticale verso Barbera, poi Vinicius, un rimpallo che può favorire il Marineo, non è dello stesso avviso Mendia che spazza via il pallone e concede la touche alla squadra eleuteria. Ci sarà la rimessa laterale per il Marineo, l'arbitro che invita Amodeo a fare qualche passo indietro. Essa battuta in questo istante, la conclusione con man mano che era battuto, ma c'è la buona copertura da parte della difesa. Mane, pallone in profondità a cercare Lavardera che battaglia con Tarantino. Lavardera viene condotto fino al fallo laterale, rimessa laterale per il Marineo. Buon lavoro da parte di Tarantino e Tripiano.
Daniello, vediamo che aveva fatto la prima parte di preparazione con la Super Giovane Castelbuono lo scorso anno, poi ha deciso di sposare il progetto Regina Mundi vincendo il campionato di prima categoria. Soltanto un gol per lui in un amichevole contro la Messana nel trofeo Marco Salmeri di Milazzo. Danilo che batte subito la rimessa e fa male perché la sua giovane Castelbuono legge bene i movimenti. Marrone, Mendia, lancio lungo di Mendia a cercare la Vardera, colpo di testa da parte di Maggio, poi Salvadori, Maggio, Tarantino, Tripiano, portapalla Tripiano, arriva a servizio, buon servizio da parte di Gambino che però perde pallone e finisce in fallo laterale. Tanto a colloquio Gambino e direttore di gara per il fatto che Gambino ha chiesto ai propri tifosi arrivati da Marineo di tacere un po' per la concentrazione della squadra. La Vardera, Tripiano lo spodesta, poi Daniello, Tripiano, pallone recuperato da Salvadori che allarga verso Billetta, però sta cercando la Vardera, c'è un fallo, calcio di punizione ingenuo qui Cotugno, o sbaglio, in profondità a cercare Barbera, buono l'aggancio, buona anche la copertura da parte di Pennisi che poi ottiene, anzi no, che non ottiene la rimessa laterale. C'è un giocatore del Marineo a terra. Ragazzi, dai! L'eroe tutta la partita, l'eroe. Abbiamo l'eroe. La partita già. Da battere Daniello, la rimessa laterale. Ci sono due cambi, ci sono due giocatori che si riscaldano nel Marineo. Sicuramente ad uscire dal rettangolo di gioco Alessio! almeno nel secondo tempo sarà Amodeo. Per il momento il Marineo rimane in 10. Tutta la rimessa laterale e colpo di testa da parte di Mané. Poi ancora Daniello, scambio con Tripiano.
la lascia passare, il pallone basso, Mané allontana. Buono il lavoro da parte di Mané. Maggio sventaglia, un po' di testa da parte di Mendià, poi pallone che viene recuperato, la Vardera. Riparte il Marineo, Maggio, verticale, cercare Daniello. Presti Giacomo, Mazzola, Mané. Ancora Presti Giacomo, Mazzola, Pennisi, che viene allontanato. Sono 43 minuti nel corso del primo tempo. Con il vantaggio finora della super giovane Castelbuono. Con la rete di Cotugno. Mané. Qui la copertura. Salvatori. C'è capo per Cotugno che però era in fuorigioco, calcio di punizione. Maggio, un po' di testa, poi Vinicius che non riesce a calciare, ma direi che a parte quell'opportunità sul retropassaggio non ha avuto carne da cuocere in questa gara. Perlomeno carne per i propri denti. Dai minuti di recupero dal labiale del direttore di gara, di giocare fino al 47esimo. Messa laterale che verrà battuta adesso dalla super giovane Castelbuono. Gambino, Daniello, Tarantino, anzi Di Peri, pallone basso, Gambino, brutto fallo da parte di Gambino, calcio di punizione. Buono invece il lavoro da parte di Billetta. Marrone, Billetta, messa laterale, ora l'altro fallo. Da battere Billetta. Il cross tagliato e colpo di testa! E Maggio salva sulla linea. Fallo da parte di Maggio, fallo su Maggio, scusate. Il colpo di testa da parte di Pennisi che si mette le mani fra i capelli, quei capelli che potevano
decretare il 2-0 e mandare a riposo la squadra di Vittorietti con un margine di vantaggio più rassicurante. Finisce il primo tempo, sono i primi 45 minuti di questa vincente sfida, di questo play-out verso il giovane Castelbuono e Marineo. Ci scusiamo per un problema tecnico avvenuto durante la gara, però comunque la super giovane Castelbuono è avanti per 1-0 e noi ritorneremo fra un quarto d'ora. No, io ero vittima perché non era. All'allenatore dell'Ascari Cefalù Davide Boncore, grande prestazione e gran vittoria di cuore e orgoglio da parte dei suoi ragazzi. Io oggi non ho aggettivi, non riesco più ad aggiungere aggettivi per questi ragazzi. E da quando ho preso questa squadra, che tutti mi prendevano per pazzo, perché mi davano per spacciato, di sana pianta abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi, si lavora in settimana forti, ho una società alle spalle forte, sono contento il martedì quando salgo ad allenare questi ragazzi durante la settimana e se sono arrivato ancora a 2 settimane dal campionato che la matematica non mi condanna, lo si deve al lavoro di questi ragazzi che fanno durante la settimana e dalla società solida alle spalle. Oggi era necessario vincere, non soltanto è arrivata la vittoria ma anche in rimonta. Sì, i ragazzi stanno bene fisicamente, si allenano con l'allegria, vengono il martedì e questa è, per un allenatore è più di 100 vittorie. La più bella vittoria è vedere margini di miglioramento da parte di tutti questi ragazzi. Ho finito la gara con 4-5 2007 in campo e sono strafelice perché sono ragazzi che hanno fame e lo dimostrano durante la settimana. Si vede che la squadra applica in campo i principi tattici del suo allenatore, un gioco molto pulito, lineare. Sì, lavorano forte di transizione, lavorano forte sugli appoggi, lavorano forte durante la settimana e la domenica è il rispecchio. A volte manca la prestazione di qualcuno e lo si sopperisce con il lavoro di altri nella zona del campo. All'allenatore dell'Oratorio Marineo Bister Bernardo, i suoi ragazzi perdono in rimonta contro il Lascari Cefalù all'esito di una partita che si era messa in discesa. Sì, diciamo che la partita si era messa per noi sui binari giusti, anche se inizialmente il Lascari era partito veramente all'arrembaggio. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a utilizzare le altre azioni da gol che abbiamo avute 2-3 limpide, proprio limpide, questa è la legge del calcio, se non chiudi le partite purtroppo rischi di subire dei gol e così è stato, abbiamo perso la partita e in merito a questo Lascari che non molla mai. Sul punteggio di 0-1 c'è stata l'opportunità del match point per i suoi ragazzi che hanno sfiorato il raddoppio, poi al termine del primo tempo è iniziata tutta un'altra partita e il copione, lo spartito è cambiato completamente. No, ma guarda, noi abbiamo avuto più occasioni da gol, abbiamo avuto un'altra nel primo tempo, altre 2 lì le abbiamo avute nel secondo tempo, però non siamo stati bravi o fortunati a concretizzare. E adesso per l'Oratorio Marineo due partite molto importanti che potranno decidere l'esito di questa stagione. Sì, ma noi siamo consapevoli che queste ultime 4 partite per noi erano 4 finali. E le prime 2 le abbiamo affrontate, una vincendola, una purtroppo perdendo. Adesso ci indirizziamo sulla prossima, che è Castellammare, e poi avremo l'ultima col Castellano. L'espulsione che è venuta da una protesta giustissima, perché diciamo c'è un fallo netto sulla linea, però l'arbitro ha deciso così, va bene così, ci prendiamo la prestazione che oggi è stata di una grandissima squadra, matura sotto tutti i punti di vista, una squadra che veramente mi ha fatto divertire, posso dire che ha messo sotto la prima della classe, la squadra che ha vinto il campionato, e sono orgoglioso di questo. I ragazzi hanno dato tutto, merito all'Atletic che ha vinto la partita, perché sapevamo come ci potevano punire, e l'azione è venuta da un fallo laterale, quindi il rammarico è questo, perché sapevamo come dovevamo giocare e onestamente i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, però ripeto, onore ai vincitori. Ci siamo divertiti parecchio, abbiamo lavorato tanto e adesso ci sono le ultime 2 partite e
e poi si chiuderanno i giochi per quest'anno. Con lo spirito con la quale abbiamo affrontato oggi la partita contro l'Atletic, con lo spirito di onorare questo campionato, perché è giusto così, e niente, quindi adesso testa a Castelbuono. Tendiamo ad affrontare un avversario che ha bisogno di punti per uscire dalla lotta ai play-out, è un avversario che gioca benissimo, un grande allenatore, è una squadra che gioca bene, e prepareremo nel migliore dei modi anche questa partita, cercando appunto di andare a fare la nostra. Una vittoria importante contro una squadra che ha dato tutto e faccio i complimenti a loro. Faccio i complimenti perché veramente non hanno mai mollato. Noi dal canto nostro abbiamo dimostrato la forza di una capolista che è in testa dall'inizio fino ad oggi. Abbiamo sfruttato il momento giusto e siamo passati in vantaggio per poi raddoppiare. Il pareggio dello Sciacca sicuramente ci dà una grossa mano, ma ancora la matematica dice che dobbiamo conquistare qualche altro punto e ci prepareremo già da martedì per andarlo a fare. È stato un anno difficilissimo, abbiamo trovato battaglie un po' dappertutto, ma ripeto, con l'unione di questa società, di questo staff importante e di un gruppo meraviglioso, alla fine stiamo portando la barca in porto. La prossima settimana andiamo a Trapani contro l'Accademia, una squadra che fa un buon calcio, che ha fatto un campionato a mio avviso stupendo. Sappiamo che dobbiamo ancora conquistare quel punto per la matematica e faremo di tutto per andarlo a prendere lì. Finale di Don Carlo Misilmeri e Super Giovane Castelbuono di 2-2. Siamo qui con Mister Lobue, lo salutiamo e chiediamo subito un giudizio sulla partita, perché è stato un primo tempo dominato dagli ospiti, il secondo invece siete venuti fuori voi, poi un risultato di 2-2. Sì, onestamente il primo tempo non abbiamo avuto un buon approccio, con due disattenzioni. Secondo me abbiamo dato modo al Castelbuono di gestire la palla e non uscivamo bene, non eravamo forse concentrati, però ci sta. L'importante è che la squadra ha reagito bene, perché non era facile sotto due gol contro un Castelbuono che deve salvarsi, quindi dovrebbe avere uno stimolo, e sicuramente ce l'ha uno stimolo in più, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine. Secondo tempo siamo entrati con un altro modulo, con un altro piglio, e siamo stati bravi a recuperare la partita. Nel finale, dopo i 2 gol realizzati, 2 occasioni incredibili con Cossentino e Gueye, entrambi di testa, entrambi con il pallone fuori non di molto. Dalla sua prospettiva, come le ha viste queste occasioni? Lì bisogna far gol, però non puoi dare una colpa ai ragazzi, perché ti posso assicurare che gli mettono sempre il massimo impegno, sempre la massima voglia di far gol. Però capisci bene che in quella situazione lì, se prendi la porta fai gol, siamo stati sfortunati, ma ripeto, devo fare veramente complimenti perché non era facile. È una squadra che lavora dall'inizio e non avendo quel stimolo in più, però hanno fatto una grande gara e secondo me potevamo pure chiuderla con una vittoria. Adesso invece la prossima sfida è contro il Città di San Vito, una trasferta comunque lontana contro una squadra che al momento sembra salva, però ancora attende qualche punticino. Che partita sarà? La classica partita, come ogni domenica noi siamo qua, come si è visto oggi, non regaliamo niente a nessuno, scendiamo sempre in campo per vincere la partita come tutte le sante domeniche. Ci aspetta un'altra grande gara contro il San Vito, che non so che cosa ha fatto oggi, ma siamo lì a giocarcela. Siamo venuti qua a fare una bella partita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo che ci ha portato in vantaggio di 2-0. Poi il secondo tempo loro sono usciti un po' fuori, come è normale che fosse, perché comunque sono la squadra di casa. E ancora una volta un errore arbitrale grossolano, perché c'è una palla fuori di 10-15 metri non sto scherzando, c'è una palla fuori dallo stadio che viene rimessa in gioco, non è stato mai fermato il gioco e loro hanno trovato il gol del pareggio. Comunque loro chiaramente sono usciti un poco fuori nel secondo tempo, noi abbiamo avuto anche le nostre occasioni per fare un altro gol, non ci siamo riusciti, però ancora una volta gli arbitri sono riusciti negli episodi a condizionare la nostra gara. Questa è la terza settimana consecutiva, non so più che cosa dire, devo accettare pure gli errori grossolani degli altri, ecco. Zoom ha fatto il suo mestiere, l'ha fatto anche alla grande, perché ha fatto una grande parata su Salvatori,
C'è un colpo di testa di Lavardera anche che non hai citato, ma che è stato anche pericoloso. C'è un'altra occasione di Billetta, insomma le occasioni del secondo tempo le abbiamo anche avuto per chiudere la partita e non siamo riusciti a trasformarle. È importantissimo, era importante anche oggi, ripeto, se gli arbitri continuano a giocarci pure contro diventa sempre più difficile. Del piano si conoscono tutti i calciatori perché sono tutti calciatori importanti, si conosce anche l'allenatore che è un allenatore che quest'anno ha fatto benissimo, che posso anche dire di essere mio amico. Una squadra forte, una squadra importante, speriamo di fare comunque una partita importante e cercare di portare a casa l'ottimo piano. Eccoci di ritorno. Stanno per entrare in campo le due squadre, accompagnate sempre dal fervore agonistico che le ha condotte fino all'ultima nell'ultimo stadio, se non dire così, della stagione 24-25. Intanto una notizia, perché da poco terminata la gara fra Nuova Egea Virtus e Siracusa, il Siracusa del presidente Alessandro Ricci è in Serie C. La Regina invece dovrà fare i playoff. Invece nelle parti basse della classifica purtroppo 4 squadre siciliane la prossima settimana dovranno lottare per evitare la retrocessione, e queste sono Cireale che affronterà il Sant'Agata, Cireale che ha pareggiato contro il Locri che è aritmeticamente retrocesso in eccellenza, e invece affronterà il Sant'Agata la prossima settimana, partita da dentro o fuori, 2 risultati su 3 a disposizione per la squadra di casa, e il Favara invece affronterà il Licata. Derby tutto agrigentino, una delle due purtroppo abbandonerà la categoria. Questo è il Marino che batterà il calcio d'inizio per il rinvio. Inizio di questo secondo tempo. Gli ultimi 45 minuti, se ci dovesse essere un pareggio, si andrà ai tempi supplementari. Sono gli ultimi 45 minuti della stagione. Questi è per Supergiovane Castelbuono e Marineo. Una delle due al termine della gara abbandonerà la categoria, l'altra invece programmerà per la prossima stagione. Salvatori, subito ripartenza per la Supergiovane Castelbuono. Salvatori che viene chiuso irregolarmente da Maggio. Ciallo per il capitano Eleuterio. Ci sarà il calcio di punizione
per il Castelbuono con Villetta che ha già il pallone fra i piedi. Deve andare anche Pennisi, che si avvicina a lui. Grande avanzata da parte di Salvatori. E calcio di punizione che verrà battuto da Villetta. Prepara la barriera Marino, ce ne sono 5 giocatori del Marineo in barriera. Fischia l'arbitro, parte Villetta, palla alta. Va a terminare addirittura in una finestra. Tanto arriva un richiamo. Il dirigente della Super Giovane Castelbuono dovrebbe essere Vincenzo Piro. Maggio. Allontanato da Mazzola. Marrone. Fallo, parte di Consiglio, calcio di punizione. Pennisi. Non è per Salvatori. Mane 1-2. Salvatori. Poi allontanato da Amodeo. Quindi ci sarà rimessa laterale per il Super Giovane Castelbuono. Marrone. Pennisi. E proteggere qui. Subito un colpo, forse Daniello. Lascia giocare, anzi Vinicius lascia giocare il direttore di gara. Magari nel tentativo di liberarsi dell'avversario. Quindi ha spinto l'avversario, ha spinto il proprio compagno di reparto. C'è calcio di punizione, si è rimessa laterale per il Marineo. Siamo già al 4 minuto del secondo tempo, Super Giovane Castelbuono 1, Marineo 0. La red di prima decina è quella di Marco Cotugno. A battere Gambino. Giallo intanto per il tecnico Rosario Bennardo. Per proteste. E l'arbitro lo invita a rientrare all'area tecnica. Mettici la pallota, dai. Battere Pennisi che poi serve man mano. Ritornando al discorso della Serie D, purtroppo la categoria perde due volti storici. Intanto perde, intanto oltre alla Kragas perderà una tra Favara e Licata. Favara e Licata che lo scorso anno ha vinto, salito tramite il titolo del Canicattì in Serie D. Il Licata invece che
potrà salvarsi tramite i play-out dopo una stagione molto difficile, conclusa anche con la sconfitta contro la Nissa oggi. Maggio. Mané. Invece una tra Cireale e Sant'Agata abbandonerà il campionato di Serie D la prossima settimana. Cireale, ricordiamo, con 2 risultati su 3 a disposizione. Nell'attesa poi di capire quale sarà la strada che prenderà l'Acragas invece il prossimo campionato. Ci potrebbero essere 2 squadre potenziali nel girone A di eccellenza e una squadra nel girone B, che sarà una potenzialmente tra Sant'Agata e Acireale. Battuto di Peri, si deve ripetere. Invece per quanto riguarda la situazione playoff di promozione, spareggi promozione, il Camarat finora in vantaggio per 2 reti contro il Montelepre. Diciamo che potenzialmente in questa situazione ci sarebbero già 2 squadre, anzi 3 squadre sicure della provincia di Agrigento, che sarebbero il Camarat, come abbiamo detto, una tra Favara e Licata e l'altra che è lo Sciacca. Potrebbe esserci anche qualche ripescaggio in corso, anche il Gemini potrebbe essere una di quelle squadre che potrà disputare il massimo campionato regionale il prossimo anno. Impegnato oggi Gemini nella sfida contro la Messana. Allora, verso Barbera che viene chiuso. Mané, grande lavoro da parte del numero 8 della Super Giovane Castelbuono che passa, poi Daniello cercato il servizio per Gambino, cross in mezzo, la rovesciata da parte di Barbera, poi Daniello cerca la botta, ancora Tripiano che ricomincia da Maggio, qui non riesce Di Peri a mantenere l'azione viva. C'è un cambio nel Marineo, esce con la maglia numero 5 anzi no, c'è allora Vinicius è a bordo campo per che aveva subito la botta, può ricominciare. Di Barbera che però perde qui il controllo, poi lancia cercare la Barbera, è troppo lungo il pallone. Maggio, Daniello, subito la pressione di Marrone, molto alta la pressione, Marrone qui che va a cercare Billetta, vuole un tocco col braccio, Billetta che qui prova generosamente a conquistarsi nuovamente il pallone, ha fatto buon lavoro Tarantino, quindi c'è calcio di punizione per il Marineo. Maggio, cambio gioco verso Gambino, poi Amodeo, Tripiano, nessuna delle squadre finora ha fatto un cambio, c'è molto equilibrio man mano. Maggio con il gambone, cercare Daniello, la Vardera, grande tocco per Salvadori, Marino blocca e va al lancio lungo
cercare Barbera con il petto, subito la pressione di Marrone, il Marrone si va a riconquistare palla, ottiene gli applausi del proprio pubblico. Un po' di destra da parte di Tarantino, poi un grande lavoro qui da parte di Prestigiacomo che va a cercare dentro la Vardera, forse in posizione fuori gioco, ma l'arbitro lascia giocare. Billetta, il servizio in mezzo nuovamente per la Vardera, ma c'è l'ottima chiusura da parte di Amodeo. Serve un pallone, anzi no, c'è un richiamo verbale verso quantomeno un battibecco fra Vittorietti e un membro della panchina del Marineo. Prestigiacomo, Marrone, Mazzola, Mane. Ora Mane cerca la percussione, Mane allarga poi verso il proprio compagno di reparto, Mazzola, il cross, la Vardera allontana, poi Di Peri, pressione Barbera, buon il lavoro da parte di Prestigiacomo, quindi rimessa laterale per la super giovane Castelbuono che ha battuto sia all'andata sia al ritorno il Marineo. Ritorno un rocambolesco 5-2 con la squadra di Vittorietti che era andata in vantaggio nei primi 45 minuti per 5-0. Poi 2 gol del Marineo nella ripresa. Daniello, Tarantino, fallo di Marrone, calcio di punizione. Ciccio battitore, lì salare, Ciccio! Daniello. Si agita la tribuna con diversi tifosi del Marineo arrabbiati per la prestazione finora della compagine di Eleuteria. Non una grandissima prestazione, anche se c'è ancora molto tempo. Un pareggio la squadra andrebbe. Quinta attenzione, calcio di rigore, il fallo di Mammano. Qui Barbera ha fatto quello che ogni attaccante avrebbe fatto, cercare il fondo, ma cercare soprattutto il fallo. Calcio di rigore e adesso la super giovane Castelbuono si affida, oltre che alla provvidenza, al proprio portiere Mario Mammano, che deve cercare di respingere il penalty di Francesco Maggio. Fischia l'arbitro, parte Maggio, il pareggio del Marineo. Francesco Maggio, centrale, la sua botta, implacabile il dischetto, e 1-1 cambia il parziale al Luigi Failla di Castelbuono. La rete da parte di Maggio. Dai, ancora! E adesso con questo risultato si andrebbe ai tempi supplementari. Francesco Maggio, se tutti chiamato Ciccio, praticamente non lo conosce nessuno come Francesco, almeno da quello che
si dice qui in tribuna. Il pareggio questa il Marineo che adesso ha acquisito fiducia, non stava facendo una gran partita del Marineo. Quell'episodio può cambiare i dettami della gara. Maggio, lancio lungo di Maggio a cercare Vinicius, spalle alla porta, Gambino, cercato un flipper, Marrone, Billetta, Marrone, Presti Giacomo, Marrone, perché la scorsa settimana per la gara fra Montelepre e San Fratello dell'Acquedolcese, semifinale playoff di promozione, c'è stato bisogno dell'ausilio dei supplementari e poi dei calci di rigore che oggi non ci saranno perché la regola prevede che al termine dei 120 minuti, qualora ci sia ovviamente un pareggio, passa la squadra che è meglio posizionata in classifica, in questo caso la Super Giovane Castelbuono, che però comunque deve difendere il risultato di pareggio e spingersi più in avanti per cercare il gol della beffa. Parte il cross, pallone verso Pennisi, niente secondo il direttore di gara, rumoreggia la tribuna. Marino subito batte in zona Barbera, la chiusura da parte rimessa laterale. Lamentava forse un fallo di mano la Super Giovane Castelbuono, andremo a rivedere. Marrone, Mazzola, verso Cotugno che lavora molto bene, spalla alla porta, Cotugno, grande giocata. C'è un calcio di punizione giallo per Consiglio e il terzo ammonito nel Marineo. In fila gli ammoniti del Marineo, il 6 che Maggio Francesco ammonito, Ciccio Maggio, poi il 7 di Peri Salvatore e l'8 Consiglio Giuseppe. Colpo di testa parte di Peri, poi Marrone si libera della pressione Billetta, poi il pallone passa, Marino, cercare Gambino, serviva un episodio per il Marineo per ridare fiducia alla squadra dell'Eleuteria, per cominciare a giocare sul serio, non che prima non l'avesse fatto, ma comunque adesso si vede una squadra più rinvigorita del gol. Colpo di testa ad allontanare, c'è Gambino che può pensare alla conclusione, viene fermato. Buona qui la conduzione palla da parte di Mané, che poi va a cercare Billetta, grande stop da parte del 2005 Palermitano. Salvatori prepara il cross, Mendia, la presa da parte di Marino. 65 i minuti sul cronometro, pallone verso Vinicius, Marrone, portapalla Marrone, Luca a cercare Cotugno, il colpo di testa da parte di Amodeo, non arriva sul pallone Tripiano, rimessa laterale per la Super Giovane Castelbuono. Adesso c'è un cambio per la formazione Eleuteria con Vinicius
Sì, no. Esce Vinicius ed entra la maglia numero 15, Mastro Paolo Diego, classe 2007. Lavoro di sponda da parte di Cotugno. Ricomincia poi la super giovane Castelbuono Marrone. Come testa che però favorisce ancora l'opportunità offensiva per la super giovane Castelbuono Marrino. Miracolo su Salvadori. Grande parata da parte di Marino. Qui si è superato sulla palla del 2-1. Grande cross da parte di Billetta. Ora Salvadori. E poi la chiusura da parte del Tripiano. Un giovane Castelbuono che vuole a tutti i costi il 2-1 per evitare i supplementari. Marrone può caricare la conclusione. Palla al lato. Spinge forte la squadra di Vittorietti. Siamo giunti al 67esimo. 1-1. Lancio di Maggio. Cercare la sponda, poi la palla ripresa da Marino che prima è stato determinante nella capocciata di Salvadori, che qui inventa per la Vardera. Forse Maggio aveva spizzato un po' la conclusione. Maggio che adesso finisce a terra, anzi Daniello. Riparte Gambino che vuole il fallo, poi cerca consiglio. Adesso aumentano i decibel al comunale Luigi Failla. Barbera, grande aggancio. Barbera poi viene fermato. Mané. Mendià. Alla lunga di Mendià. Amodeo che non riesce a vincere quel contrasto aereo con la Vardera. Poi la Vardera viene accompagnato fino al fallo laterale. Però riesce comunque a servire Cotugno. C'è l'appoggio di Billetta verso Prestigiacomo per Salvadori. Ancora Marrone. Il cross, il taglio da parte della Vardera che comunque è fuori gioco. Sì, infatti viene rischiato il fuorigioco e batte subito il Marineo. Consiglio. Deve ragionare adesso la squadra di Bennardo se vuole portare questa gara ai supplementari e giocarsi le sue chance lì. Amodeo, anche perché la super giovane Castelbuono è più, diciamo, in palla. Ma la stanchezza può causare qualche problema. C'è un cambio nel Marineo, un altro cambio. Entra con la maglia numero 16 Prestia Giuseppe, esce con la maglia numero 7 Di Peri Salvatore. Quando siamo al 70esimo, scusate. Oh, non vedi il Ferdi, che bella la fare. Non vedi il Ferdi, lo sai, che bella la fare. Non vedi il Ferdi, chi ci sono i risultati? Ma poi manco la statile per bene Sallero. Tutta la rimessa di Mendià che andrà all'uno, anzi no, poi decide di andare verso Marrone, di non progredire verso la parte offensiva. Adesso lo mette per la sua giovane Castelbuono la situazione si fa, lo mette più
difficile perché Vai, Ale! sbilanciarsi può essere un'arma a doppio taglio. Perché se ti sbilanci e prendi qualche contropiede, il Marineo può farti male. Poi, se invece ti sbilanci, puoi anche essere pericoloso in fase offensiva. Quindi, squadra di Vittorietti deve capire come muoversi. Anche perché se dovesse arrivare ai supplementari, dato anche il fatto che non ha ancora fatto un cambio, sicuramente dovrà dosare bene le energie e mettere, diciamo, la partita sulla difensiva. Lancio lungo, Mané, pallone recuperato. Mané. Salvatori. Marrone. Il suggerimento, la conclusione, e poi era più un suggerimento di Billetta. Salvatori. Mendià. Mané. Scambio nuovamente con Salvatori, che viene però chiuso. Fallo laterale. Mané. Marrone. Qui suggerimento da parte di Billetta, poi Tripiano che va a spazzare. E la super giovane Castelbuono a fare la partita. È come se il Marineo volesse portare la partita ai supplementari. Attenzione, la Vardera si gira, poi il pallone passa verso Salvatori. Ora Daniello, colpo di testa. Il pallone che si perde, tanto scontro. Con Mané che rimane a terra. Intanto Avola avanti a Vittoria con la rete di Rechichi. In questo momento sarebbe l'Avola a staccare il pass per la finale del proprio girone contro il Modica. Buono qui il lavoro da parte di Gambino, che viene recuperato. Prestigiacomo. Marrone. 0-0 invece ancora fra Castellaccio e Partinico Audace. La partita si sta disputando a Marineo, in virtù del fatto che sono iniziati i lavori al Fiorilli di Casteldaccio. Invece persiste l'1-0 a Santa Teresa di Riva per il Real Siracusa Belvedere, che in vantaggio per 1-0. In questo momento lo Ionica retrocederebbe in promozione. Invece è passato avanti il Mazzarrone contro l'Aci Sant'Antonio. Calcio di punizione per la super giovane Castelbuono.
Marrone. Mane. Ancora il servizio per Mendia che prepara il cross. Maggio, poi la conclusione bassa da parte di Prestigiacomo con la parata da parte di Marino. C'è un fallo qui ai danni del nuovo entrato Mastro Paolo. Calcio di punizione. Battere Daniello che cambia lato, rendendo un po' difficoltoso il controllo per Tarantino, che comunque effettua un lancio che poteva essere anche pericoloso, ma la buona lettura da parte di Mazzola. Rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, che prova a limitare i danni, cercando di ricominciare, ripartire. La Pozza che ha sempre contraddistinto questa squadra, questa cittadina, con la possibilità naturalmente nel prossimo anno di continuare il suo percorso di eccellenza, sarebbe il terzo anno. Prestigiacomo prova a partire, poi cercato Billetta che va al cross, la respinta da parte di Marino. Riparte Mastro Paolo, intanto c'è un giocatore del Marino a terra, ha preso un colpo alla testa, dovrebbe essere sì, è Amodeo, giocatore che ha subito un colpo in testa. E la sua giovane Castelbuono ne approfitta per dissetarsi e Vittoretti naturalmente per dare le indicazioni ai propri giocatori. Vittoretti, tecnico più giovane della categoria, classe 97. Intanto ha pareggiato il Vittoria con Lucarelli. Intanto in questo momento veramente la Messana è avanti per 3-0 contro il Gemini, e invece il San Fratello Acquedolcese avanti contro il Borgetto per 3-2. In questo momento il San Fratello Acquedolcese sarebbe in eccellenza in virtù del fatto che la Messana ha già acquisito il titolo. Naturalmente è la finale, quindi a questo punto sarebbe Messana contro San Fratello Acquedolcese. Il luogo è il comunale di San Vito Lo Capo, in virtù del fatto che il San Vito Lo Capo lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia di promozione contro il Vittoria. Mazzola, Pennisi, Mane, ora conduzione palla da parte della super giovane Castelbuono. Mazzola, buono lo scambio e la sua giovane Castelbuono che prova questa conclusione passa da parte di Salvatori, rimontata. Cotugno cerca il fallo, allarga verso Mendia che può andare all'1 contro 1. Mendia passa, il pallone in mezzo, allontanato. Adesso Barbera
1 contro 3. Gambino cerca di riservire nuovamente Barbera. Marrone. Mané. E adesso riparte il Castelbuono con il servizio per Mendià, che va l'1 contro 1 con la Mendià prova a carambolare il pallone. Maggio allontana su questa conclusione del rasoterra da parte di Salvatori, che voleva essere più una liberazione della palla. E tanto qui Consiglio, grande lettura da parte di Mazzola. Marrone gioca nello stretto, lo super giovane Castelbuono prova ad uscire con Salvatori, c'è il giocatore del Marino a terra, si rialza in questo istante. Adesso Billetta che allarga verso Prestigiacomo che effettua il cross, c'è Lavardera, colpo di testa da parte di Maggio che arriva prima di lui, e poi c'è un fallo da parte di Lavardera ai danni di Prestia. Calcio di punizione per il Marineo. Tanto persiste il 2-0 del Camarat contro il Montelebre. Da battere Marino. Quanti minuti? Sono 83 nel corso del secondo tempo. Supergiovane Castelbuono 1, Marineo 1. Con questo risultato, ribadisco, si va ai tempi supplementari. 15 minuti per tempo. Al termine di questi minuti saprà anche chi resterà in eccellenza, chi invece ripartirà dalla promozione. Marino. Il lancio col pedestre da parte di Mazzola, poi Tarantino deve fare buona guardia. Maggio, poi Billetta, apertura verso Cotugno, non è che si perde in fallo laterale. Nessun cambio finora effettuato dalla super giovane Castelbuono. Molto probabilmente arriveranno nei tempi supplementari, qualora naturalmente la partita finisse in pareggio. Mazzola. Prestigiacomo. 1-2 con Mazzola. Marrone. Il giovane Castelbuono che trova spazi, anche perché il Marineo vuole portare la gare supplementari, virtù del fatto che ha più risorse. Mané, conclusione! E la palla che finisce sul fondo. Buona opportunità per Mané, non c'è stata deviazione. Pronto a battere Marino. Lancio lungo da parte di Marino, là verso Santo Paolo.
Amodeo prova a fare buona guardia e ricomincia. Palla lunga, cercare Barbera, la sfizzata per Consiglio che prova la conclusione! Mammano! Miracolo da parte di Mammano! Perché la conclusione non era... Sembrava più un tiro velleitario quello di Consiglio. E invece si è rivelato un asso dal cilindro. Poteva rivelarsi un asso dal cilindro. Ma Mammano ha difeso molto bene la sua porta. Sempre 1-1 il risultato. Pennisi. Mane. Marrone. Mazzola. Pennisi. Mendià. Poi Mane. Un marinero che ha avuto l'opportunità più ghiotta della gara. Con poche volte in cui è andata alla conclusione. Ma in quelle poche volte è stata pericolosa la squadra di Rosario Bernardo. Che viene recuperato da Barbera, calcia però nella terra di nessuno. C'è Presti Giacomo che effettua il cross, pallone verso Marino che fa valere la sua esperienza nonostante sia un 2004. Pennisi di testa, che ha già giocato in una squadra come il Modica che lo scorso anno ha rischiato di salire in Serie D. Un campionato estenuante, una rincorsa ai playoff determinante e con la diminuzione del gap con il Paternò che ai tempi era in lotta per la Coppa, aveva un po' messo in stand-by il campionato. Salvatori, Marrone, Mane, portapalla Mane, c'è Mendià, Marrone, attenzione, c'è un'autostrada libera per Marrone che passa, Marrone si incunea e sbaglia all'ultimo. Marrone, era una grande opportunità. Gambino, cercato Tripiano, palla recuperata. Marrone, si dispera la Super Giovane Castelbuono perché Marrone ha avuto una grande opportunità, doveva piazzarla e diventare l'eroe di giornata. Billetta, il traversone, Tarantino allontana. Non c'è fallo, secondo il direttore di gara. Consiglio deve rialzarsi. Gambino, poi Consiglio prova la carambola. Tripiano, sono saltati gli schemi. Qua Barbera va via con una grande giocata. Barbera prova a correre verso la porta. Barbera va verso la gloria. Pennisi chiude tutto e rinvio dal fondo e aggancio di Barbera. Minuti palpitanti. Sembrata un po' la partita tra Portogallo e Slovenia, dove Sesko era andato ad un passo dal gol del 2-1, dell'1-0 negli ultimi minuti di gioco, a tu per tu con il portiere. Questa volta però c'è stata una grande lettura da parte di Tancredi Pennisi. E se la Super Giovane Castelbuono oggi dovesse arrivare alla salvezza, la metà del merito è per questo intervento. Intanto arriva il secondo giallo per Gambino, espulso, anzi per Consiglio, rosso per Consiglio. Rosso per Consiglio
Marineo in 10. Tanto qui un accenno di rissa con Consiglio che è ritornato in campo per difendere le proprie idee con Villetta. Vecchia, sei un calcio di calcio! Consiglio che dovrà lasciare il campo quando siamo già al 92esimo. C'è il tombolone a suo sette! Devo battere Maggio, tanto deve lasciare il campo Consiglio. Vecchia, sei un galleone! Consiglio che lascia il campo e Marineo in 10. Da battere Marino con Barbera che prima ha avuto un'opportunità gigantesca. Si andrà probabilmente ai supplementari. Marino scivola, il pallone tagliato verso Mané, colpo di destra da parte di Tarantino, poi ancora Tarantino, va a buona guardia e va ad allontanare, colpo di testa verso la mano. Sei un galleone! Tanto rimane a terra Prestia. Ma c'è tutto un bolone a suo sette! Buttati scemo! Scemo, buttati scemo! Oh scemo! Marrone. Mazzola. Pennisi. Mendia. Marrone. Finisce qui, si andrà ai tempi supplementari per decidere chi tra Supergiovane Castelbuono e Marineo retrocederà. A cosa di un campo che cosa si cancia? No! Tutto chi si succede quando in panchina non ci fanno venire i giudiziari che sono stati a luce. Perché questo vabbè. C'è già sta messo facendo 50 episodi di
All'allenatore dell'Ascari Cefalù Davide Boncore, grande prestazione, gran vittoria di cuore e orgoglio da parte dei suoi ragazzi. Io oggi non ho aggettivi, non riesco più ad aggiungere aggettivi per questi ragazzi. E da quando ho preso questa squadra, che tutti mi prendevano per pazzo, perché mi davano per spacciato, di sana pianta abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi, si lavora in settimana forti, ho una società alle spalle forte, sono contento il martedì quando salgo ad allenare questi ragazzi durante la settimana e se sono arrivato ancora a 2 settimane dal campionato che la matematica non mi condanna, lo si deve al lavoro di questi ragazzi che fanno durante la settimana e dalla società solida alle spalle. Oggi era necessario vincere, non soltanto è arrivata la vittoria ma anche in rimonta. Sì, i ragazzi stanno bene fisicamente, si allenano con l'allegria, vengono il martedì e questa è, per un allenatore è più di 100 vittorie. La più bella vittoria è vedere margini di miglioramento da parte di tutti questi ragazzi. Ho finito la gara con 4-5 2007 in campo e sono strafelice perché sono ragazzi che hanno fame e lo dimostrano durante la settimana. Si vede che la squadra applica in campo i principi tattici del suo allenatore, un gioco molto pulito, lineare. Sì, lavorano forte di transizione, lavorano forte sugli appoggi, lavorano forte durante la settimana e la domenica è il rispecchio. A volte manca la prestazione di qualcuno e la si sopperisce con il lavoro di altri nella zona del campo. All'allenatore dell'oratorio marineo Bister Bernardo, i suoi ragazzi perdono in rimonta contro il Lascari Cefalù all'esito di una partita che si era messa in discesa. Sì, diciamo che la partita si era messa per noi sui binari giusti, anche se inizialmente il Lascari era partito veramente all'arrembaggio. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a utilizzare le altre azioni da gol che abbiamo avute 2-3 limpide, proprio limpide, questa è la legge del calcio, se non chiudi le partite purtroppo rischi di subire dei gol e così è stato, abbiamo perso la partita e in merito a questo Lascari che non molla mai. Sul punteggio di 0-1 c'è stata l'opportunità del match point per i suoi ragazzi che hanno sfiorato il raddoppio, poi al termine del primo tempo è iniziata tutta un'altra partita e il copione, lo spartito è cambiato completamente. No, ma guarda, noi abbiamo avuto più occasioni da gol, abbiamo avuto un'altra nel primo tempo, altre 2 limite le abbiamo avute nel secondo tempo, però non siamo stati bravi o fortunati a concretizzare. Siamo pronti per il primo tempo supplementare fra Supergiovane Castelbuono e Marineo. Si riparte dal risultato di 1-1. Iniziato il primo tempo supplementare fra Supergiovane Castelbuono e Marineo. Questa parte rimane, ricordiamo che ci saranno 2 tempi da 15 minuti. A termine di questi 2 tempi, se persisterà il pareggio, la Supergiovane Castelbuono rimarrà in eccellenza, il Marineo invece lascerà la categoria. Daniello. Marrone, naturalmente la Supergiovane Castelbuono adesso deve dosare bene le energie. 11 giocatori soltanto che oggi sono scesi in campo, non ci sono stati cambi, nonostante Pachina ci sia Prestiani che comunque non è al meglio dopo la botta rimediata qualche settimana fa contro il San Giorgio Piana. Il cross da parte di Mendia, la presa da parte di Marino. Tarantino. Anche Casteldaccio e Partinico Audace ai supplementari. Invece lo Ionica è aritmeticamente retrocesso in promozione. Il Real Siracusa Belvedere invece giocherà il prossimo campionato di
Eccellenza, intanto Gambino prova a passare, pallone basso, Mammano, che cosa ha preso? Poi la conclusione ancora Mammano, si dispera il Marineo, che parata di Mammano, tutta Castelbuono alle sue mani. Con la grande parata, la parata forse più importante della giornata. 2 minuti e 24, c'è calcio d'angolo di Daniello con 7 saltatori in area di rigore, Maggio! E poi fischia l'arbitro per un fallo in attacco, calcio di punizione, si era coordinato molto bene Maggio. Mammano va a battere. Marineo, ricordiamo, con un uomo in meno per l'espulsione di Consiglio.